Tessera, aeroporto Marco Polo, ore 12:42, l'orario di atterraggio nella zona cargo del volo speciale SN 3201 di Bruxelles Airlines che dal Belgio ha portato a casa il feretro della povera Anna Tuzzato, la 29enne di Fesso d'Artico morta per asfissia nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel suo appartamento nei pressi di Bruxelles in seguito al rogo sviluppatosi per motivi di natura accidentale, così stando alle indagini svolte dalla polizia belga. Dopo poco più di un'ora arriva da Vigonovo il carro funebre con la bara che accoglierà la salma di Anna Tuzzato. La famiglia ha preferito non esserci, rientrata nelle scorse 24 ore proprio da Bruxelles, la attende a casa. Domani dalle 15 funerali a Fiesso, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, con l'omelia che verrà celebrata dal parroco del paese natale di Anna, Don Massimo Donà. Ultimo saluto che gli amici della 29enne hanno deciso di celebrare, terminata l'omelia religiosa, con una commemorazione laica all'aperto al parco Oriana Fallaci, sempre a Fiesso, per accompagnarla tra musica e ricordi più cari nel suo ultimo viaggio, all'insegna di quella condivisione e umanità che, ultimati gli studi universitari, l'aveva spinta oltre i confini di casa per inseguire i propri sogni.